Io onestamente devo ammettere una cosa, sono sempre stato tra quelli che dicevano che Venezia deve essere una città aperta e che non si può chiudere. Mi devo rendere conto però che più passano gli anni, più Venezia è veramente presa d'assalto e non soltanto in determinati periodi dell'anno, ma tutto l'anno. A questo punto credo che urge prendere dei provvedimenti seri e quindi pensare anche a limitare l'accesso in città. Da sempre contrario al numero chiuso per Venezia, l'assessore regionale al turismo Federico Caner si vede costretto ad arrendersi all'evidenza. Esistono soluzioni per controllare i flussi senza dover necessariamente chiudere la città, fa presente, come quella della prenotazione obbligatoria per le visite ai monumenti più celebri, magari legata al pernottamento in modo da scoraggiare i giornalieri. Ma anche queste soluzioni, allarga le braccia, alla lunga non saranno sufficienti. Se i flussi continuano ad aumentare e ahimè secondo me continueranno, perché il trend turistico ci dice che entro il 2030 saremo 1,8 miliardi barra 2 miliardi di persone che si muovono a livello internazionale, significa che Venezia verrà ancora più presa d'assalto. A quel punto secondo me arriveremo a una situazione dove si è quasi costretti ad avere quasi un tornello in entrata. Con questi numeri non ci sono purtroppo alternative, sostiene l'esponente della Lega. Il rischio è di veder crollare la città sotto il peso del turismo, rendendo proibitivi anche i costi della manutenzione. A me dispiace perché è ovvio che Venezia non deve essere vista come esclusivamente un museo a cielo aperto, ma di fatto lo è e non si può rischiare che cada sotto i colpi del turismo e magari ripensare anche a una Venezia più viva con più veneziani che la abitano, così recupera anche la vera essenza, la vera origine di questa bellissima città.